Benvenuti alla lezione numero 16 di armonia. E allora, dopo aver visto gli accordi di settima, pagina 73, abbiamo il nuovo paragrafo blues. Bene, questo è un genere musicale che è stato il fondatore di tantissimi generi successivi, insomma ha segnato davvero un percorso importante dal quale poi e sul quale hanno camminato, insomma hanno trovato sbocco molti generi musicali venuti dopo, insomma cenni storici se ne possono fare, stiamo parlando insomma della fine del secolo XIX, quindi 1800, e quindi insomma con la schiavitù dei neri africani portati nelle piantagioni dell'America centrale, insomma c'è stata questa fusione di cultura della musica africana con quella invece occidentale, che ha generato poi, come sappiamo, rhythm and blues, jazz, funky e tant'altro. E quindi il blues nella forma tradizionale, come lo analizziamo adesso in questa lezione, è stato un genere molto molto importante. E allora, dopo aver analizzato quindi gli accordi di settima, abbiamo parlato dell'accordo di settima dominante, quindi l'accordo settima. Analizziamo adesso proprio la struttura. Allora adesso innanzitutto metricamente dobbiamo dire che c'è una struttura un po' particolare, perché come se fosse un po' dispari, nel senso che sono 12 misure. Diciamo che di solito si va per 4, 8, 16 e poi 32, ecco, quindi 12 misure come se fosse gruppo di 4 però dispari, perché sono 3 battute. Sono 3 gruppi da 4 battute e quindi è una cosa già un po' di per sé caratteristica. Poi abbiamo come successiva caratteristica, oltre all'aspetto metrico che abbiamo visto, quello armonico, perché l'uso degli accordi è particolare, cioè si usano soltanto accordi di settima, ricordiamo ancora solo nella forma tradizionale, e questi accordi di settima sono costruiti poi immaginando una progressione di gradi, quindi parliamo per esempio del blues in Do, quindi sul primo grado Do settima, poi sul quarto grado Fa settima e sul quinto grado Sol settima. Quindi c'è un'eccezione da un punto di vista di relazione tra la tonalità di base e gli accordi successivi. In effetti Fa settima e Sol settima non sono accordi che fanno parte della stessa tonalità in cui invece si sviluppa una melodia in Do settima. Comunque è una cosa che analizzeremo nella prossima lezione. Vediamo adesso la struttura, come potete seguire sul pentagramma. I primi 4 righi sono le prime 4 battute. Il primo rigo abbiamo tutte e 4 Do settima, poi abbiamo un Fa settima per 2 battute, 2 volte il quarto grado, e di nuovo 2 volte 2 battute il primo grado, Do settima. Poi abbiamo, ultimo rigo, una battuta di Sol settima, una battuta di Fa settima e 2 battute di Do settima per ricominciare tutto da capo. Diciamo che come stile e come andamento possiamo fare un'associazione con i tempi composti, un quaternario composto, quindi tipo un 12 ottavi, perché in effetti un ritmo molto usato è stato quello terzinato, se così vogliamo dire, quindi 1, 3, 1, quindi ogni battuta 4 volte 1, 3, e quindi diciamo la struttura completa potrebbe essere la seguente. Osserviamo. E allora avete osservato questo tempo 12 ottavi, o terzinato, diciamo usiamo questo termine un po' improprio, terzinato la mano destra, e ho usato tutte posizioni fondamentali,
Naturalmente adesso, non avendo studiato ancora i rivolti con le settime, però il criterio è lo stesso di quello per le triadi, quindi provate voi stessi a trasportare le posizioni sugli altri rivolti. Però adesso ho usato fondamentale e con la mano sinistra ho fatto un po', diciamo, una cosa chiaramente più avanzata rispetto ai moduli ritmici visti in ruoli e competenze, quindi la mano sinistra che fa un giro di basso usando prevalentemente le note dell'accordo, fondamentale, Do, dominante, la quinta, Sol, settima, minore, Si bemolle e ottava, Do, quindi ho giocato un po' su queste note. Però avete visto, abituarsi è importante a queste 12 misure e poi pure a sentire questo cambio di accordi, che è proprio la caratteristica. Dicevo, insieme poi all'altro elemento, quindi oltre quello metrico e armonico, abbiamo l'elemento melodico, insomma i 3 elementi fondamentali della musica. C'è la scala blues, che è una scala con meno note della scala maggiore, con delle particolarità esclusivamente appunto sulle blue notes, cioè abbiamo una presenza soprattutto di una nota un po' dissonante. Ma vediamo, quindi Do fondamentale, poi abbiamo Mi bemolle, terza minore, benché l'accordo abbia il Mi naturale, accordo maggiore, quindi terza maggiore, quindi questa terza minore gioca un ruolo davvero fondamentale. Poi abbiamo la quarta aumentata, che qua è scritta anche come quinta diminuita, la possiamo trovare in tutti e 2 i modi, quindi Do, Fa diesis oppure Sol bemolle. Molto caratteristica, appunto, sono le 2 blue notes più spiccate. Poi abbiamo Sol, la quinta, la settima minore, indicata anche come una blue note, però insomma fa parte dell'accordo, e poi abbiamo l'ottava. Bene, allora, quindi provate a mettere prima senza metrica, senza ritmo, senza tempo, su ogni accordo questa scala, andando un po' a gestirla su e giù. Anche andando sull'ottava inferiore e ottava superiore. Poi cambiate l'accordo. Sempre le stesse note. Quindi avete visto insomma un po' la diteggiatura, mettetevi comodi, pollice sui tasti bianchi e insomma poi le altre sui tasti neri, e provate la sonorità di questi. Poi magari ci provate a tempo, quindi rispettando e così via, poi col cambio degli accordi, insomma, oppure mettete su una base blues, trovatela in Do se siete fortunati, perché diciamo i blues più comuni sono in Fa, in Si bemolle, anche in Mi, oppure in La, dipende se lo strumento principale è uno strumento a fiato oppure se è un chitarrista che porta diciamo, la struttura e l'assolo, gestisce l'assolo. Questo perché gli strumenti a fiato, soprattutto i sassofoni, sono strumenti traspositori, anche tromba per esempio, e quindi si usa più suonare con le tonalità con bemolle, quindi Fa e Si bemolle o anche Mi bemolle, mentre invece per pianisti o anche chitarristi, avendo invece tonalità più comode, quelle in Do, o insomma in Mi maggiore per la posizione proprio della chitarra, potendo suonare il Mi settimo e la settima, insomma sono cose che poi da prendere con le pinzette, insomma suonate questo blues in varie tonalità. Quelle che ho consigliato io sono appunto Do, Fa e Si bemolle, perché comunque sono quelle un po' più che si trovano più frequentemente sugli spartiti dedicati alla musica jazz. Infatti il blues poi ha molto condizionato il jazz soprattutto. E allora, facendo questo argomento, abbiamo dato un supporto musicale efficace da sperimentare anche con amici. Spesso si trova
ci si trova in una situazione con dei colleghi, un basso, batteria, chitarra, e facciamo un blues, ecco, e quindi insomma è un pretesto per suonare su una struttura comoda, molto comune, sulla quale tutti hanno familiarizzato metricamente, anche con la scala, quindi melodicamente hanno familiarizzato con gli elementi da suonare, e quindi insomma ci si trova spesso a farsi un blues. Bene, allora anche per questa lezione è tutto. Suonate il blues, mettete anche un tempo con un arranger, oppure potete splittare la vostra tastiera usando l'accompagnamento, in modo che mettendo solo l'accordo la sinistra viene alleviata, viene insomma semplificata dal lavoro della tastiera, mentre con la destra vi potete concentrare con la melodia e con l'uso della scala blues. Quindi io a questo punto non ho altro da fare che darvi appuntamento alla prossima lezione. Buon ascolto, soprattutto perché l'ascolto è importantissimo, quindi ascoltate tanto blues, buono studio e buona musica. Ciao!